Vogliamo lo spray al peperoncino e la pistola taser per aiutare gli operatori della sicurezza a evitare il contatto fisico. È la richiesta dell'UGL regionale dopo l'avvio della sperimentazione dell'utilizzo dello spray in Campania e Lazio. In Friuli Venezia Giulia questi strumenti possono aiutare efficacemente gli uomini che sono impegnati nel servizio d'ordine pubblico. La loro età media supera ormai i 44 anni a causa del mancato turnover. Il sindacato UGL Polizia del Friuli Venezia Giulia chiede di poter usufruire, come in altre regioni italiane, dello spray al peperoncino per aiutare gli operatori della sicurezza a evitare il contatto fisico. Questa sperimentazione partita in Campania e Lazio, secondo il segretario UGL Raffaele Padrone, si rende necessaria anche nella nostra regione, dove gli uomini impiegati nel servizio d'ordine pubblico hanno un'età media che supera i 44 anni. Bisogna evitare di arrivare allo scontro diretto con le persone, spiega Padrone, pertanto ci auguriamo che possa partire in Friuli Venezia Giulia anche la sperimentazione della pistola taser che consente di stordire il malvivente grazie alla scossa elettrica. Tra l'altro dal Friuli è partita la campagna nazionale Più sicurezza, meno paura, che coinvolge forze dell'ordine, amministratori locali e cittadini. Il primo appuntamento si è tenuto a Casarsa, il cui sindaco, Lavinia Clarotto, si era attivata unitamente all'UGL mobilitando l'opinione pubblica per contrastare la chiusura del locale posto di polizia ferroviaria. Per il momento il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ne ha congelato la chiusura insieme a tutti e 12 i presidi di polizia a rischio in regione. La campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza e sulla situazione in cui si trovano a operare le forze di polizia continuerà con altri incontri a Codroipo e a Spilimbergo.